amici appassionati di grande futsal, buon pomeriggio per l'ultima volta in questa intensa giornata di calcio a 5 qui alla Pala Colladi di Montecchio Maggiore. Siamo qui per assistere tutti insieme alla finalissima del campionato provinciale Endas, le Final Four della Coppa provinciale che appunto il comitato regionale Endas mette in palio di fronte quest'oggi Futsal Trissino e Real San Piero, che hanno fatto una lunga strada, un lungo cammino per giungere a questa finale. Il saluto ora tra i due capitani, ovviamente agli ordini dei direttori di gara. Il Futsal Trissino che ha concluso al secondo posto nel girone A, il proprio appunto raggruppamento in cui era incluso anche lo stesso Real San Piero. Futsal Trissino che ha chiuso al secondo posto con un punto di ritardo sul Real Mantovano, è riuscito ad accedere a questa finale battendo per 5-0 il Vicenza Calcio a 5 nella giornata di ieri. Vicenza Calcio a 5 poi sconfitto qualche ora fa nella finale per il terzo o quarto posto dal Velo Calcio a 5, mentre il Real San Piero, squadra di San Pietro Mussolino, è riuscita ad ottenere il quinto posto nel campionato con 34 punti e oggi affronta il Trissino che per l'appunto fa parte del proprio girone, una formazione che ben conosce per averla affrontata nel corso della stagione. Ieri il Real San Piero è riuscito a battere per 4-3 in semifinale proprio il Velo Calcio a 5 per accedere a questa finalissima. Sul punto di battuta siamo tutti pronti davvero per questo inizio di match. Si attende solo l'ok del direttore di gara, già 22 spettatori connessi in diretta. Si attende solo davvero il segnale d'avvio, cioè da sistemare presumibilmente le porte, in quanto potrebbe esserci un buco nella rete, almeno a giudicare da quanto il direttore di gara e un assistente stanno facendo sul pallone. Dicevo, è pronto il Futsal Trissino che darà il calcio d'inizio di questo match. Futsal Trissino in maglia bianca con dettagli rosso-blu, in maglia nera con una fantasia multicromatica invece il Real San Piero, che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Sul punto di battuta si presenta Agon Shabani, giocatore classe 2000 di origini kosovare. Non è ancora risolto il guaio alla rete, occorre ovviamente tutto il tempo necessario per sistemare il danno. Nel frattempo comunque attendiamo e assistiamo, per così dire, al torello del Futsal Trissino, che ovviamente si scalda in attesa che venga sistemato questo problema. Salutiamo Jacopo Cavaliere che ha commentato con Forza Real San Piero nella live chat a sostegno dei propri colori, che quest'oggi avranno bisogno davvero di tutta la spinta possibile per conquistare l'ambito trofeo, in tanti provenienti da San Pietro Mussolino, con degli striscioni e una nutrita cornice di pubblico in generale. Sembra essere sistemato il guaio alla rete, sembra essere stato ricucito il buco e dunque si può partire davvero con Agon Shabani sul punto di battuta. Tasto start premuto ora qui alla Pala Collodi, primo pallone che viene manovrato dal Futsal Trissino, che ora avanza sulla corsia di destra. Cenzato riceve sul lato opposto, alza la testa Marco Cenzato, giocatore classe 90. Poi ha provato l'incursione Agon Shabani, mancando però il controllo. Ha provato ora lo scavetto Nicoletti,
serie di batti e ribatti, il Real San Piero non ne viene fuori. Cenzato viene pressato ferocemente da Ferronato, costretto al fallo laterale, che sarà peraltro a disposizione del Real San Piero. Dunque ultimo tocco proprio di Nicoletti e possesso palla per la formazione in maglia nera. Lancia in profondità per Schenato, tiro cross velenoso delle numero 8, che non trova però né il bersaglio grosso né compagni al centro dell'area. Possibilità di ripartenza per quanto riguarda il Trissino, con Arlind Haidari che scarica a memoria su Nicoletti. Ancora Arlind Haidari, alza la testa, viene spalleggiato e poi Nicoletti all'ingresso dell'area scarica all'indietro. Cenzato può anche pensare alla conclusione, lo fa a tutti gli effetti dopo un controllo di suola. Ottima occasione per il numero 6 Marco Cenzato, che però non trova lo specchio della porta, non lo inquadra. Possesso palla per il Real San Piero. Alberto Rancan scarica la memoria a sinistra, pallone nella zona di Filippo Rancan, che però non viene fatto recapitare al destinatario. Dunque possesso palla per il Trissino. Nicoletti, lungolinea, si va su Agon Shabani, nulla da fare, esce in tutta sicurezza Francesco Tezza e ora conclusione tentata dalla lunga distanza da Alberto Rancan, giocatore classe 99. Il fallo commesso ai danni di Agon Shabani, primo fallo del Real San Piero, primo fallo delle match. Calcio di punizione che andrà a battere adesso Nicoletti. Sul punto di battuta c'è anche Arlind Haidari, futsal Trissino che ha figurato anche l'anno scorso nelle Final Four della categoria Endas disputatesi a San Rigo. Calcia in porta Nicoletti e taglio le ragnate dall'incrocio dei pali con una precisione millimetrica e gran potenza. Può esultare con tutti i suoi compagni, una rete davvero straordinaria per Luca Nicoletti, che apre le danze in questa finalissima. Il Trissino passa a comandare. Una conclusione che non avrebbe preso neppure Spider-Man in questa circostanza, davvero una rete da rimarcare, da ricordare per quanto riguarda Luca Nicoletti, che sblocca la contesa, lancia in profondità il colpo di testa a sventare la minaccia, o quantomeno a distanziare la sfera. Arlind Haidari sul punto di battuta gioca all'indietro su Capitan Cenzato. Ora Nicoletti ancora su Cenzato, fuori misura il passaggio per il leader di questo Trissino e dunque rimessa per il Real San Piero. Rancan all'indietro, all'impostazione Marco Schenato, lancia le profondità, rasoterra per Alberto Rancan, fatto sfilare in maniera sicura. Dunque Cristian Righetto alla battuta della rimessa, sbaglia però Nicoletti in fase di impostazione, la rasoiata da parte di Simone Ferronato. Credo ci sia stata una deviazione, c'è comunque calcio d'angolo, c'è stato soprattutto un brivido per la porta del Trissino, per Cristian Righetto, che comunque si è salvato in allungo, alla fine compiendo un grande intervento da sottolineare. Presunto fallo commesso ai danni di Nicoletti, non a giudizio del direttore di gara, meglio commesso da Nicoletti ai danni del diretto avversario. La conclusione tentata dalla lunga distanza da Alberto Rancan, che aveva poco spazio in realtà per impostare, per calibrare il tiro. Torna ora all'indietro, all'impostazione Francesco Tezza, può andare ora con il pallone tra i piedi il Real San Piero, all'impostazione ora con Alberto Rancan, la palla fatta filtrare solo parzialmente da Ferronato perché c'è fallo laterale. Un Real San Piero che comunque non si dà per vinto e prova subito a risalire la china con tutti i mezzi a propria disposizione. Intervento da parte di Agon Shabani
addomestica senza troppi problemi Francesco Tezza. Cenzato, Righetto chiaramente, non Tezza. Nicoletti, lancia in profondità per Cenzato, il tocco morbido, delizioso a scavalcare Francesco Tezza, palla fuori misura, rimessa per il Real San Piero. Schenato, ancora Filippo Rancan, lancia in profondità, Ferronato prova il numero, arriva di fatto a contatto con la porta Marco Schenato, ma viene chiuso, tutto fermo per il direttore di gara. Credo ci sia un fallo da accumulare al Trissino, dunque con me spende la prima infrazione di questo match. 40 spettatori connessi in diretta. Tanto conclusione da parte di Filippo Rancan. All'impostazione ancora il Trissino, Cenzato lungo nella zona occupata in campo da Albion Haidari, fratello ovviamente di Arlind, entrambi di origine kosovara, 4 anni di differenza tra i due. Ora Albion Haidari ha provato l'incursione, la serpentina sull'out di destra venendo ostacolato, rimessa laterale in buona posizione per il Trissino. Cenzato, spalle alla porta, prova a girarsi Albion Haidari venendo chiuso, e ora Rancan, la sterzata da parte di Filippo Rancan, conclusione poi di Alberto e palla in fallo laterale. Direttamente addosso ad un avversario, comunque un Real San Piero che ora spinge in maniera veemente il piede sull'acceleratore e sta provando davvero in tutti i modi a risalire la china, a trovare il gol del pareggio. Alza la testa e calcia, in questo caso Ferronato, dalla lunga distanza senza pensarci più di tanto. Comunque da apprezzare il tentativo che testimonia tutta la voglia di pareggiare di questi ragazzi colpiti a freddo, che mantengono bene le marcature e impediscono al Trissino di impostare in maniera nitida ed efficace. Marco Schenato, lancia in profondità, letto benissimo da Ferronato che però non addomestica. Cenzato, Nicoletti, tocco sull'out di destra, scavetto con Nicoletti che non si accorge dove era il pallone, cenno di intesa comunque con Albion Haidari che l'aveva innescato. Schenato, lancia in profondità, messo direttamente in fallo laterale da Arlind Haidari. All'impostazione ancora il Real San Piero. Alberto Rancan legge benissimo questa sfera Nicoletti, questa trama di gioco, ma occhio ancora al Real San Piero ed esce con gran prontezza Cristian Righetto, apre le braccia, sventa la minaccia facendo anche una rima. Calcio d'angolo per il Real San Piero, la palla al centro viene fatta sfilare ancora una volta Ferronato steso, fallo commesso ovviamente da Arlind Haidari. Dunque seconda infrazione per il Futsal Trissino quando siamo al 10° minuto di gioco. Calcio da fermo, 2 uomini in barriera per Cristian Righetto, uno sulle palle opposto sia Capitan Cenzato. Va ora la battuta, aveva provato raso terra Filippo Rancan, porta a casa uno calcio d'angolo, non trova la rete del pareggio. Ancora lui alla battuta del corner, cercato al centro Marco Schenato, si rinnova il copione, sempre corner Real San Piero. Rancan può calciare a giro, la palla ancora in corner, assedio Real San Piero che ai punti ovviamente meriterebbe il gol del pareggio.
c'è da sottolinearlo. Alberto Rancan all'indietro, conclusione senza troppe pretese da parte di Ferronato. Dunque fallo di fondo per Cristian Righetto per il Futsal Trissino. Cenzato, Albion Aidari, scarica per Arlind, dialogo tra fratelli, tra 4 e 44, lo scavetto ancora nella zona di Arlind Aidari, nulla da fare, l'uscita sicura di Tezza, ancora l'impostazione Real San Piero, movimento proposto dal numero 9 Davide Tibaldo appena subentrato, letto benissimo però dalle strette marcature e dai marcatori più che altro del Trissino. Ancora Tibaldo cerca lo spazio per destreggiarsi con classe, riesce comunque nel suo intento e porta a casa fallo laterale. Alberto Rancan, Filippo Rancan, poi con la suola fa filtrare Schenato, palla al centro dell'area, letta benissimo dal Trissino che può ripartire a grandi falcate. Arlind Aidari arriva quasi in zona tiro, poi Albion Aidari sotto porta Nicoletti, Tezza con una salva la propria porta, esultanza incontenibile dei tifosi del Real San Piero, come se la propria squadra avesse segnato un gol. Contropiede da manuale guidato dalla Futsal Trissino con gran caparbietà, credendosi sino all'ultimo. Non è stato comunque sufficiente tutto questo, c'è fallo laterale per il Trissino. Nicoletti, all'impostazione Marco Schenato che viene steso, terza infrazione commessa dalla Trissino, a -2 dall'esaurimento del bonus delle infrazioni. Mani nei capelli per Nicoletti che non si capacita della decisione dell'arbitro. Calcio di punizione per Alberto Rancan. Si apre sulla destra Marco Schenato che riceve il pallone. Lo scavetto ancora sulla zona occupata dal numero 5. Nicoletti per il contropiede possibile del Trissino viene ostacolato fallosamente. È la seconda infrazione del Real San Piero. Arlind Aidari taglia il campo orizzontalmente, cerca ora il fratello Albion Aidari, si torna all'indietro da Righetto, alza la testa, non trova alcun compagno, lo trova invece alla fine Arlind Aidari, non riesce però questi a tenere in vita la sfera. Il fallo laterale battuto dal Real San Piero, si gira e calcia Davide Tibaldo. La palla è sul fondo e il Futsal Trissino ne esce vincitore anche in questo caso, ne esce indenne più che altro. Righetto, Nicoletti, 1 contro 1 con Schenato, Albion Aidari, all'indietro per Arlind, cercato Cenzato in posizione di pivot, si divincola, si destreggia, ancora Arlind Aidari, uno spazio in cui infilarsi. Albion si appropria del possesso, torna a farsi vedere nella metà campo avversaria il Futsal Trissino che alla fine conclude la lunga distanza con Nicoletti senza pescare il jolly. Lancia in profondità, addomesticato, e allora Tibaldo manda nello spazio Filippo Rancan, si accende una mischia, marcature assai strette, il Trissino fatica e ne disimpegna, e quindi Alberto Rancan si trascina il pallone sul fondo quando siamo al 15° minuto di gioco, dunque all'incirca la metà di questo primo tempo. Cenzato, Arlind Aidari, ancora il capitano, lancia in profondità tutto solo, in questo caso Michele Schenato, omonimo di Marco Schenato, numero 8 del Real San Piero. Filippo Rancan, deviazione in fallo laterale, entra in campo nel frattempo anche Octavian Popa, giocatore con la maglia numero 4, classe 89. Il
fallo commesso ai danni di Albion Haidari, si pareggia il conto delle infrazioni. Ora Leonardo Tibaldo si porta sul punto di battuta, Arlind Haidari porta a casa una fallo laterale in maniera un po' confusa ma comunque efficace. Ancora il numero 4, cerca in profondità la traccia su Albion Haidari, suo fratello, ma c'è ancora un out per il Real San Piero, già battuto. Davide Tibaldo non può girarsi causa marcature troppo stringenti, come avviene anche in questo caso su un lancio dalle retropie. Arlind Haidari scarica per Albion, ancora nel numero 4, schenato 1-2 a gran velocità che per poco non frutta la rete del 2-0, comunque i presupposti per crearla. Time out richiesto dal Real San Piero, che ovviamente punta ad aggiustare quanto non sta funzionando sino a questo momento, seppur ovviamente ad onor del vero la formazione guidata da Davide Fracca stia ben figurando in campo. Time out che ovviamente serve alle due formazioni per rifiatare, anche sta davvero correndo a 3000 all'ora con rapidi scambi di gioco, con capovolgimenti di fronte continui e repentini, come abbiamo visto anche in precedenza. La partita è iniziata in leggero ritardo, complice il buco nella rete che ha ritardato le operazioni. Si torna ora a giocare, si torna ora in campo. 44 spettatori connessi in diretta. All'impostazione Real San Piero. Viene incontro Ferronato, costretto ad indietreggiare, scarico a memoria su Popa che può avanzare. Ancora Octavian Popa, poi Ferronato, una mossa piuttosto stringente. Alberto Rancan in profondità quasi di trivela ha colpito questa sfera. Michele Schenato, Arlind Haidari, scambiano continuamente i due, in profondità per Albion Haidari, poi ancora Schenato si accentra e libera la conclusione in mezza punta, direi. Ottima la soluzione cercata dal numero 3, che non porta però i frutti sperati. Filippo Rancan, su di lui ridettato il triangolo. Popa lascia sul posto Albion Haidari, quindi viene ridettato il triangolo e alla fine viene espropriato della sfera con il fallo laterale che torna a disposizione del Trissino. Arlind Haidari, Tibaldo nella zona di Schenato, rimessa laterale adesso sì per il Real San Piero. 48 spettatori connessi in diretta, commentate a più non posso per entrare a far parte, per così dire, di questa live. Vi renderemo protagonisti leggendo ogni vostro commento, che ovviamente rispetti un po' tutti noi, il nostro lavoro, i protagonisti in campo e quant'altro, anche la mia tosse se vogliamo, da dire una battuta. E al di là di questo Schenato va all'impostazione, anzi era Tibaldo, pardon, Leonardo Tibaldo, giocatore classe 96, e ancora una fallo laterale per il Trissino. Righetto su Arlind Haidari, la deviazione di Ferronato, il pressing ai danni di Schenato che con caparbietà difende questa rimessa. Tibaldo, Arlind Haidari alza la testa,
vada Schenato, recupera ancora il Real San Piero, Ferronato, tocco corto nella zona di ovviamente Filippo Rancan, su cui viene ridettato il triangolo, scarico ora per Alberto Rancan, ora su Popa, letto benissimo questo lancio d'Arlind Haidari, viene fermato il gioco dal direttore di gara, c'è il quarto fallo commesso dal Trissino. Ferronato, 1 contro 1, viene steso, riesce comunque ad infilarsi, possibilità di 2 contro 3, guida il contropiede Albion Haidari, scaraventa il pallone sul fondo del campo, c'è calcio d'angolo comunque, conquistato dal Trissino. Schenato in porta, da distanza siderale, con una rasoiata che si infila dritta nell'angolino. Michele Schenato fa 2-0, esultanza contenuta per lui e tutti i suoi compagni, ma quel che conta per il Trissino è il doppio vantaggio, che vale davvero oro se si considera il forcing che aveva tentato ripetutamente il Real San Piero in questa fase dell'incontro, le tante occasioni non sfruttate dai ragazzi di Davide Fracca. Ferronato viene pressato, costretto al fallo laterale. Arlind Haidari, ancora Schenato, marcatore appena dato a segno. Nicoletti e Schenato per il doppio vantaggio del Futsal Trissino, che così facendo si aggiudicherebbe la finalissima, ma è ancora prestissimo per parlare ovviamente. Filippo Rancan, ancora Popa, scarico per Alberto Rancan, anzi era Filippo, ancora su di lui proposto il suggerimento, si va in verticale, ora sì per Alberto Rancan, che arriva sulle fondo, gran corsa senza poter controllare la sfera. Nicoletti, all'1 contro 1 con Ferronato, possibile. Schenato, Nicoletti, propone il movimento Albion Haidari, che riceve il pallone, va a puntare nel diretto avversario, sopra l'angolo opposto, un grandissimo gol di Albion Haidari, che anche nel precario equilibrio riesce a farla da padrone, a spadroneggiare davvero sul rettangolo di gioco. 3-0 per il Futsal Trissino, a 10 minuti, chiaramente a 7 minuti all'incirca dal termine del primo tempo. Non si demoralizza comunque il pubblico del Real San Piero, che viene steso fallosamente il giocatore del Real San Piero, quinto fallo commesso dalla Trissino. Ferronato, fallo laterale ancora per Schenato e per il Trissino. Nicoletti, Rancan, Nicola Rancan, giocatore con la maglia numero 18, classe 96. Troppo lungo il suggerimento di Nicoletti, che si scusa con il compagno, già battuta la rimessa. Si propone sull'out di destra Marco Schenato, viene ignorato, c'è anche Ferronato che viene servito invece al contrario del compagno. Ancora Marco Schenato, time out richiesto dalla Futsal Trissino. Ovviamente possiamo anche un po' rifiatare, la stanchezza inizia un po' a farsi sentire col passare dei minuti, dopo 3 dirette davvero di 3 partite, di altrettante partite al Cardio Palma. Stiamo facendo comunque il massimo qui in cabina di commento e anche
grazie all'aiuto di Andrea Di Giambattista alla regia e di Matteo Baldo alle riprese. Speriamo e confidiamo ovviamente che il nostro lavoro sia apprezzato da voi che ci seguite a casa. Si torna a giocare quando mancano pochi minuti alla conclusione del primo tempo. Non riesce a tenere in vita la sfera Elettrissimo. C'è un nuovo fallo laterale. Filippo Rancan alla battuta. Le vicinanze Marco Schenato, cerca lo spazio, non lo trova, viene chiuso in fallo laterale. Ancora il forcing del Real San Piero che prova davvero nel massimo sforzo per rientrare in partita. Un gol lo meriterebbe la formazione di Davide Fracca, c'è da dirlo, per quanto prodotto sino a qui. Rimessa battuta ora. Schenato. Rancan. 1-2 e botta da parte di Michele Schenato, che ambiva la doppietta, gliela nega Francesco Tezza. Mancano per la precisione circa 3 minuti al termine del primo tempo. Pallone all'indietro. Avanza Marco Schenato, che però è impreciso al momento del passaggio. Viene steso, tutto regolare. Testa di Arlinda Gari che porta a casa un fallo laterale preziosissimo. Le tribune iniziano a gremirsi di pubblico appassionato, colmo di passione, di voglia di sostenere i propri beniamini. Doppio scambio di favori tra estremi difensori. E ora Rancan si divincola, può calciare direttamente sul fondo, in ottima posizione anche per ambire alla rete. Non è così. E ora c'è calcio d'angolo sul ribaltamento del fronte, non c'è davvero un attimo di tregua. Alberto Rancan. Lo scavetto nella zona di Popa, che prova di controbalzo senza trovare la porta. Ancora Popa. Scarico a sinistra nella zona di Marco Schenato. Ancora Popa. Davide Tibaldo. Ottima la sua giocata, con gran classe lascia sul posto il diretto avversario. Popa cerca nello spazio il compagno. Rancan cercava Schenato, non l'ha trovato. Ancora nel San Piero, intensità degna di una gara di Serie A davvero, altro che puzza l'amatoriale. Ci stiamo davvero divertendo assai, le squadre che stanno mettendo in scena uno spettacolo degno di una finalissima. Ora Popa prova dalla lunga distanza, Davide Tibaldo, una mossa piuttosto stringente, viene fermato il gioco. C'è quarto fallo fischiato al Real San Piero. Nicoletti, controllo difettoso, rimessa a beneficio di Octavian Popa. Rancan lancia in profondità, letto Darlin Daidari che gestisce palla con tutta calma. Si va da Rancan, tentativo anche con il tunnel, arriva a contatto con la porta di Tezza, che però è bravissimo in allungamento a sventare la minaccia. Schenato ha spazio per impostare, scarica ora sulla destra, sulla sinistra, pardon, la conclusione termina sul fondo da parte di Alberto Rancan. Rimessa dal fondo, il Real San Piero davvero non riesce a segnare. Rancan, serpentina, scarica su Tibaldo, fallo,
numero 5 per quanto riguarda il Real San Piero. Dunque entrambe le squadre esauriscono il bonus dei tiri liberi. Questo calcio di punizione viene battuto di fatto all'altezza del dischetto dei 10 metri. Ovviamente ci sarà una barriera da superare composta da 2 uomini. Arlinda Aidari sul punto di battuta, si attende l'ok del direttore di gara, parte ora il numero 4, salvataggio sulla linea, poi ancora una volta Rancan ha provato la sortita, serie di batti e ribatti e alla fine ne esce in qualche modo il Real San Piero, venendo però ancora espropriato della sfera. Rancan poi chiude sul fondo questa azione andando a calciare in maniera imprecisa. Ripartenza possibile per il Real San Piero, si propone sulla destra l'arco schenato, arriva quasi sul fondo Manuel Pellizzari, niente da fare anche in questo caso, cambio di campo errato del numero 3 e fallo laterale che andrà a battere il Trissino. Cenzato, verticale per Rancan, viene chiuso, braccato, poi viene commesso probabilmente il fallo, non ha giudizio il direttore di gara. Decisione un po' discutibile in questo caso a mio giudizio. La conclusione di Ferronato la tiene lì Righetto senza rischiare davvero nulla. Rancan all'1 contro 1 con Filippo Rancan, suo omonimo. Termina in questo momento la prima frazione di gioco con il punteggio di 3-0 in favore delle Futsal Trissino, a segno Luca Nicoletti, Albion Aidari e Michele Schenato per il triplice vantaggio con cui la formazione bianco-rosso-blu torna negli spogliatoi. Piccola pausa, ci rivediamo tra poco.
siamo nuovamente collegati in diretta dal Palacollodi di Montecchio Maggiore. Amici appassionati di grande futsal, è il momento di assistere al secondo tempo di questa finalissima tra Futsal Trissino e Real San Piero, valevole ovviamente per il campionato provinciale Endas, che ovviamente mette in palio il comitato regionale Endas. Ovviamente il punteggio è sul Redstone 3-0 a favore del Futsal Trissino, con le firme ovviamente di Luca Nicoletti, di Albion Aidari e di Michele Schenato, al cospetto comunque di un buon Real San Piero che non ha sfigurato tutt'altro nel corso del primo tempo, è andato più volte vicino al gol della speranza e ora 30 minuti di tempo per risalire la montagna, per così dire. È chiaro che 3 gol da rimontare non rispecchiano la più semplice delle imprese, ma sognare non costa nulla e provarci è davvero d'obbligo. Possesso palla per il Real San Piero, che ha dato ovviamente il via a questo secondo tempo. Lancio in profondità cercando Simone Ferronato, rimessa dal fondo ancora per Cristian Righetto, per il Trissino. Controlla con Sciabani senza dar seguito alla propria manovra. Allora Righetto, Cenzato, rimessa laterale che andrà a battere il Real San Piero. Rancan, palla sul fondo, aveva tentato l'iniziativa Alberto Rancan. Sono ben 3 Rancan in campo, ossia Alberto, Filippo nelle fila del Real San Piero e Nicola in quelle del Trissino. Ancora l'iniziativa della formazione in maglia nera, possibilità di contro break con Sciabani che arriva a tu per tu con Tezza, abilissimo a salvarsi. Cenzato, lo scavetto ancora per Sciabani, pericoloso poc'anzi, la palla si disperde in fallo laterale. Ancora l'impostazione Real San Piero. Nulla da fare, suggerimento troppo lungo, fuori misura da parte di Schenato. Nicoletti, la conclusione tentata da Sciabani e l'ottimo intervento di Francesco Tezza che presidia lo specchio della porta e il primo palo. Nuovo giro dal calcio d'angolo, dalla lunetta del corner, con Cenzato che prova di prima intenzione, nulla da fare. Filippo Rancan, sulla laterale opposta si trova Ferronato, viene pressato il 17, scaraventato a terra in maniera regolare. Nicoletti, viene incontro Tibaldo, ancora Nicoletti, recupera il Real San Piero, Cenzato però fa buona guardia e porta a casa un fallo laterale. Righetto, Agon Sciabani, lancia in profondità Tibaldo, scaraventato a terra in maniera regolare. Allora Marco Schenato viene pressato, espropriato della sfera. Alberto Rancan fa scorrere un fallo laterale, lancia in profondità, in diagonale soprattutto a tagliare il campo. Filippo Rancan tenta il tocco sotto per sorprendere Righetto, non ci riesce, o meglio batte sì l'estremo avversario ma non inquadra il bersaglio grosso, dunque rimessa dal fondo. Sciabani,
pressato da due avversari che alla fine gli tolgono il pallone da sotto i piedi, poi Ferronato conclude sul fondo, sbaglia Righetto, la rimessa in gioco, Ferronato non può mettere al centro come avrebbe voluto, pressato da due maglie bianche, lancio in profondità per Tibaldo che non calibra al meglio la conclusione, ribaltamenti del fronte continui, repentini ma con poca precisione da ambo le parti, il tacco nella zona di Alberto Rancan, calcio d'angolo per il Real San Piero quando siamo nel corso del quinto di gioco. Marco Schenato, all'indietro Rancan, poi tentativo di 1-2, si trova lo spazio per sfondare e allora Nicoletti per il contropiede del Futsal Trissino. La sporcatura qui decisiva è di Alberto Rancan, ancora un fallo laterale per il Trissino. La botta di Cenzato direttamente addosso all'avversario, viene pressato e costretto all'indietro, Righetto in profondità direttamente dal suo collega Francesco Tezza, colpo di testa a smistare il pallone lateralmente, rimessa per il Trissino. Sciabani, Tibaldo, possibilità di avanzata per Marco Schenato, Nicoletti lo chiude, reclama a gran voce una rimessa per una rimessa che non gli viene concessa, Ferronato dalla distanza, si mette una pezza Cristian Righetto, la palla è in calcio d'angolo. La battuta adesso per Ferronato che svirgola la volée, una buona idea di difficile realizzazione ed infatti si è visto, colpo di testa, la palla viene messa a terra proprio da Ferronato che prova un doppio sombrero ad andarsene, centrato un po' dolorante in seguito al colpo inflittogli. Sembra comunque tutto ok per il capitano del Trissino. Ora la rimessa è per il Real San Piero. Si rinnova il copione un'altra volta. Ferronato da posizione impossibile ha messo al centro e anzi ha chiaramente tentato la battuta in porta. Righetto, Cenzato, la sponda ora per Cenzato, si trattava ovviamente di Castaman in precedenza, altro fallo da segnalare, è il primo di questo secondo tempo per il Real San Piero. Cenzato e Nicoletti sul punto di battuta. Anzi Castaman e Nicoletti. Parte ora il 16, appoggio per Cenzato, poi Nicoletti, il colpo di punta direttamente nel calcio d'angolo. Nicoletti, ancora la battuta in porta, è abilissimo Tezza, allungando la gamba a sventare la minaccia, poi Nicoletti, sempre lui, con il piazzato dalla tre quarti di campo. Possesso Real San Piero, interdetto, Nicoletti, tocco su Castaman, la posizione impossibile, ha provato la sortita. Paolo Alberto Castaman, evergreen di questo
Futsal Trissino, lui classe 79, spende i suoi primi minuti in campo in questo secondo tempo. Nicoletti, ancora Castaman, sempre all'indietro sull'11. Cenzato, lancia in diagonale per Albion Aidari, che non può addomesticare, fuori misura il lancio propostogli. Ancora fraseggio per il Real San Piero, non può addomesticare Filippo Rancan, anzi era Davide Tibaldo. Cenzato, Righetto, ancora Capitan Cenzato, va in profondità, Castaman sbaglia la porta, addomestica, si divincola, si libera dalla marcatura avversaria, poi Albion Aidari viene steso in maniera vistosa ed è il secondo fallo commesso dal Real San Piero. 40 spettatori connessi attualmente in diretta, salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci fanno compagnia in questa live che vi proponiamo quando siamo nel corso dell'11° minuto. Lo schema del Trissino che non va a buon fine, ha provato Cenzato dalla 3/4 di campo senza trovare i frutti sperati. Ancora fallo laterale per il Trissino. Righetto, Arlin Daidari, dopo fuori misura nella zona del fratello Filippo Rancan. La conclusione ora abbozzata da Ferronato, pensavamo tirasse in porta, era in posizione utile per scoccare il destro nella porta avversaria, ha optato invece per il tiro in porta. Albion Aidari si divincola 2 contro 1, Castaman, la parata, che definire parata è un eufemismo di Francesco Tezza, questa è una paratissima dell'estremo classe 90, tiene ancora in vita il Real San Piero. Cenzato colpisce in pieno busto il diretto avversario, che ovviamente si tocca dolorante il ventre e si distende a terra. Probabilmente abbandonerà il rettangolo di gioco, quantomeno necessiterà di qualche istante per riprendere a giocare, non abbandona il campo, se la lotta, se la rischia. Ancora una volta la conclusione tentata dalle retrovie, poi Castaman 2 volte, succede di tutto e Albion Aidari conclude sul fondo. È successo di tutto e il contrario di tutto in area di rigore. Castaman all'indietro, possibilità ancora per il 16 che arriva a contatto con la porta avversaria, che ora rimane sguarnita, e Castaman prova a violarla, poi Albion Aidari, azione insistita da parte del Trissino, alla fine non capitalizzata. Davanti a terra un giocatore del Real San Piero, speriamo nulla di grave per il protagonista coinvolto, si tratta di Filippo Rancan. Che abbandona ora il rettangolo di gioco, dentro nuovamente Popa. 14° minuto in corso, sempre Trissino 3, sempre Real San Piero 0, non è mutato il punteggio in questo secondo tempo, sempre sotto di 3 la formazione di Davide Fracca. Popa in profondità per Ferronato, tallonato da Cenzato, costretto all'indietro su Popa, poi Pellizzari,
Ancora Popa, legge bene la traiettoria di questo passaggio, ma lo fa solo provvisoriamente Cenzato. Popa in profondità, Alberto Rancan, traffico per vie centrali, alla fine si divincola in qualche modo il numero 17 Ferronato, viene accumulato un fallo alla Trissino, viene accumulato un fallo alla Trissino dopo aver concesso la norma del vantaggio. Il direttore di gara ha ravvisato l'irregolarità segnalando al cronometrista. Il Castaman fatica a tenere in vita il possesso. E il Real San Piero ancora una volta fa fatica a sfondare per vie centrali. Allora Arlin Daidari sul fronte opposto trova un'ottima chiusura di Francesco Tezza, ancora attentissimo. Popa con il tunnel fa passare la sfera nella zona di Pellizzari e alla fine mette tutti d'accordo Righetto. Bagarre interminabile per certi versi in campo, le squadre se la stanno lottando fino all'ultima goccia di sudore, sputando sangue in ogni dove. Ora possibilità per Cenzato che arriva a contatto con l'area avversaria venendo chiuso. Time out ora richiesto dalla Real San Piero per riorganizzare le idee, per pianificare la rimonta. Dunque un Real San Piero che, malgrado le iniziative profuse e proposte lungo tutto l'arco delle match, ancora deve segnare una rete. Anche sfortunata ovviamente la formazione di Davide Fracca in occasione di molte chance capitate, con poca precisione e per l'appunto anche un pizzico di mala sorte che non l'hanno premiata. 39 spettatori connessi in diretta, sempre 3-0 Trissino, quando mancano all'incirca 15 minuti da spendere ancora qui al Palacollodi. Rimessa laterale per il Real San Piero. Popa, appoggio laterale su Pellizzari, viene cercato Tibaldo, si divincola con un ottimo gioco di gambe, possibilità ancora per il Real San Piero con Pellizzari, ripartenza Trissino con Castaman che fallisce il passaggio in diagonale, costretto ad uscire dal campo zoppicante Manuel Pellizzari. Applaudiamo il giocatore classe 91, sperando non sia nulla di grave. Righetto restituisce la sfera a Real San Piero. Popa, lancio fuori misura per il numero 4. Righetto, Castaman, Albion Aidari, si prosegue, poi viene colpito in volto il numero 44, l'arbitro fa cenno di proseguire. Popa, schenato, ancora il numero 4. Arlin Daidari viene in vita del pallone, Albion Aidari avanza, arriva quasi in zona tiro e poi scarica su Castaman che da terra
fallisce il colpo del 4-0. Perdonatemi per i colpi di tosse, ma tra stanchezza ed influenza qui ne abbiamo davvero di tutti i colori. Lancio in profondità, viene chiuso fallosamente Tibaldo, secondo fallo delle Futsal Trissino in questo secondo tempo. Ancora 10 minuti da giocare. Porta sul punto di battuta, conta i passi il numero 4 che arriva di fatto a contatto con la nostra postazione, detta lo schema ai compagni. Parte ora Popa con il proprio destra, uno schema nella zona di Alberto Rancan, schenato, entrare nella zona di Alberto Rancan, è calcio d'angolo credo per il Real San Piero, no, è fallo laterale, ma cambia davvero poco. Chiede il rispetto della distanza la panchina del Real San Piero, che alla fine perde il pallone. Un Trissino che sino a questo momento amministra il vantaggio senza esporsi più di tanto. Castaman, la possibilità per Schenato e l'ottimo intervento ancora di uno straordinario Francesco Tezza. Albion Aidari prova con uno gioco di gambe con la suola a sbarcarsi, non riuscendoci. È interrotto il gioco dal direttore di gara per ammonire Albion Aidari, che ora lascia il rettangolo di gioco. Terzo fallo commesso dal Trissino. La palla giocata in diagonale nella zona di Filippo Rancan, fa scorrere la sfera Righetto, appropriandosi un nuovo fallo di fondo. Dicevamo appunto il Trissino sta gestendo energie, amministrando il risultato senza esporsi troppo alle iniziative avversarie. Ha fatto scorrere più di metà del secondo tempo senza subire il gol. Che rimette delicatamente in partita il Real San Piero, lo segna Davide Tibaldo e si alza subito il coro dei numerosissimi fans della formazione in maglia nera, della formazione di San Pietro Mussolino. Rete meritata per la formazione di Davide Fracca. Arlinda Aidari, Cenzato in profondità per Schenato, direttamente addosso a Francesco Tezza. Palla all'indietro per Cenzato, lambisce l'incrocio dei pali. La panchina del Real San Piero richiede a gran voce una time out che non viene accordato e finalmente viene sancito definitivamente. Dunque 3-1 il punteggio viene finalmente cambiato, per così dire, dopo una lunga fase di stasi in cui il Trissino sembrava difendersi egregiamente. Alla fine ha dovuto capitolare la formazione di Alessio Fracca. Ci sono ancora 2 gol di vantaggio comunque a 7 minuti, poco meno dal termine del match. Si ritorna in campo. Ovviamente qui in cabina di commento le energie vengono un po' meno, portate pazienza, sono consapevole di non fornirvi attualmente il migliore
dei miei commenti, la migliore delle mie performance, ma dopo 3 dirette consecutive ovviamente le energie iniziano a scarseggiare. Speriamo ovviamente che il servizio sia di vostro gradimento. Rimessa laterale ancora per il Trissino. Cenzato all'indietro su Righetto, lancia in profondità, il colpo di testa. Cenzato può tenere in vita la sfera, la fa scorrere appropriandosi di una rimessa. Arlin Daidari, Schenato, ancora il numero 4 Nicoletti, lo scavetto, il colpo di testa, in tutti i modi prova a destreggiarsi il Trissino sul rettangolo di gioco. C'è comunque fallo laterale in ogni caso per i rossoblù. Cenzato, Nicoletti, all'indietro il pallone su Arlin Daidari, poi Schenato costretto ad indietreggiare, tornare sul suo capitano, manovra in calma, giostrando il pallone con i giusti tempi il Trissino, salvo ora perderlo. Mancano ancora 5 minuti. 5 minuti in cui il Real San Piero deve tentare il tutto per tutto. Lancio in profondità per Alberto Rancan, letto ottimamente da Righetto. Nicoletti, Schenato, 1 contro 1 e poi il 4-1 segnato dal numero 3, doppietta per lui, colpo raso terra che credo passi tra le gambe di Francesco Tezza, questa volta bucato. Doppietta di Michele Schenato, doppietta di Michele Schenato con il direttore di gara che si era rivolto a noi per la segnalazione del fallo, scambiandoci per il cronometrista. 4-1 per il Trissino, che forse ipoteca buona parte del suo successo. Con grande astuzia la formazione di Alessio Fracca sta facendo sua la finalissima. Arlin Daidari, all'indietro per Cenzato, lancia in profondità per Rancan, anche in questo caso nulla da fare, troppo lunga la sfera. Chiusura qui decisiva su Filippo Rancan che era pronto ad involarsi. Altra rimessa per il Real San Piero. Ferronato non trova alcun compagno con il passaggio in diagonale, rimessa Trissino. Colpo di testa all'indietro da parte di Alberto Rancan, altro fallo laterale per il Trissino. Cambio di gioco, Schenato all'indietro su Arlin Daidari, poi Rancan, contatto con la linea di fondo campo, altro calcio d'angolo, Schenato, Arlin Daidari, ancora Schenato, fallo laterale per il Real San Piero. Ferronato, Rancan, Ferronato, si espone con il portiere di movimento il Real San Piero. Tezza è costretto ad indietreggiare a riprendere posto in porta. Mancano all'incirca 90 secondi allo scadere del match, salvo eventuale recupero. Ferronato,
calcio in profondità, letto bene da Righetto, e poi calcia direttamente sul fondo. Ultimo minuto di gioco, ancora col portiere di movimento il Real San Piero, conscio di non avere più nulla da perdere. Francesco Tezza, Popa, scarico a sinistra su Tibaldo, che indietreggia, torna ancora dal suo portiere, ancora Tezza, Popa, prova a destreggiarsi Alberto Rancan, manovra lenta, ragionata del Real San Piero, viene interdetta, possibilità di contropiede per il Trissino, Rancan colpisce in pieno il soffitto, ma il 30° minuto è ormai vicinissimo. Ancora il Real San Piero che si riversa nella metà campo avversaria, Ferronato, paratissima di Righetto e possibilità di contropiede con Rancan, Arlin Daidari, ancora Rancan, stoppato da Tezza sul più bello, poi la conclusione di Arlin Daidari sul fondo. Ripartenza ancora per il Real San Piero che prova a spadroneggiare nella metà campo avversaria, calcio d'angolo conquistato dalla compagine di Davide Fratta. Possibilità di contropiede con la porta sguarnita, calcio di punizione, cartellino giallo, graziato, davvero graziato Francesco Tezza in questo caso, anzi no, è cartellino rosso, infatti aspettavamo che ci fossero gli estremi per l'espulsione, dunque finisce nel peggiore dei modi per il Real San Piero, costretto anche a perdere il suo portiere titolare dentro Federico Anzelotti, a difesa dei pali in questo finale. Siamo oltre il 30° minuto, ormai il Trissino ha mandato in porto la nave, ha compiuto il proprio dovere con 3 gol di vantaggio, può solo arrotondare il punteggio in questo calcio di punizione. Batte ora Rancan, poi Senzato, la palla in fallo laterale, potrebbe anche fischiare il direttore di gara perché siamo addirittura d'arrivo. Senzato ancora col possesso, si continua a giocare, Arlin Daidari, 32° minuto in corso, sempre sulle numero 4, proposta la sfera, poi pallone al centro per Rancan, rimessa dal fondo. Ultimi scampoli di partita, Alberto Rancan, Popa, apertura sulla numero 5, poi Tibaldo prova di vincolarsi, possibilità di 2 contro 2, Rancan arriva quasi sul fondo, altro fallo commesso dalla Real San Piero, è il 5° fallo. Non so francamente quanto recupero abbia assegnato il direttore di gara. Ovviamente siamo oltre il terzo di recupero, il terzo di extra time. Altro calcio di punizione. Parte schenato, calcia direttamente addosso ad Anzelotti e la partita termina in questo momento. Il Trissino si aggiudica questa Final Four della categoria provinciale. Endas esulta comunque e fa festa, sostenendo soprattutto i propri beniamini, il pubblico del Real San Piero comunque orgoglioso di quanto fatto dai propri ragazzi. Il Trissino è campione di questa Final Four, si aggiudica la medaglia d'oro ed è ora il momento delle premiazioni, dunque ci prendiamo un istante di pausa e torneremo a commentare tra pochi istanti.
E allora è arrivato il momento delle premiazioni, amici appassionati di grande futsal. Siamo arrivati al termine di questa lunga giornata di calcio a 5 che ci ha emozionato, ci ha entusiasmato, con tante squadre coinvolte e tanti giocatori che ci hanno fatto davvero divertire. Un applauso a tutti quelli che hanno partecipato quest'oggi con le proprie squadre. È arrivato il momento delle premiazioni, andranno premiati i capocannonieri dei rispettivi gironi, le squadre vincitrici dei rispettivi gironi nella regular season, e poi ovviamente andranno premiate sul podio, per così dire, le formazioni che si sono classificate quest'oggi alla terza, al secondo e al primo posto in questa Final Four. Premia ovviamente il presidente del comitato ENDAS Michele Di Giambattista. È davvero tutto pronto per le premiazioni, attendiamo i protagonisti in campo, li chiamiamo ovviamente a raccolta attorno alle coppe. Sì, ok, ma non ci sono. Dove sono? Devo solo nominare. Devo solo nominare. Chiama. E allora chiamiamo Leutrim Lushaku per il premio di capocannoniere con 27 reti del girone A. Leutrim Lushaku del Real Mantovano, chiamato in questo momento per ricevere la medaglia, la coppa di miglior cannoniere del girone A. Un applauso per Leutrim, autore di 27 centri nel girone A della regular season. Viene celebrato dai nostri dirigenti, foto di rito per lui. Grazie a Leutrim per la presenza, ancora tanti complimenti. E ora è il momento di Andrea Benetti, capocannoniere del girone B con 22 centri, giocatore del Sandrigo Calcio a 5, che chiamiamo ovviamente nelle cerchie nel centrocampo. Abbiamo Andrea tra i nostri. Eccolo arrivare Andrea. 22 centri per lui nel girone B, capocannoniere del campionato. Viene premiato adesso da Michele Di Giambattista con la coppa e il premio per il titolo di capocannoniere. È ora il turno di Andrea Zuccolo del Velo Calcio a 5, che ha preso parte ovviamente anche alla sfida, alla Final Four di quest'oggi. 22 centri per lui nel gruppo D. Chiamiamo ovviamente, eccolo Zuccolo, ricevere il premio. Ringraziamo ovviamente anche lui per la presenza. Ora è il turno di Michele Miolo del Majestic Team, autore di ben 43 reti nel girone C, giocatore del Majestic Team che chiamiamo adesso appunto attorno alle coppe. Probabilmente non è presente ovviamente Michele Miolo. Dunque proseguiamo con la premiazione delle squadre vincitrici dei rispettivi gironi, con la vincitrice del girone A, il Real Mantovano. Chiamiamo attorno ai trofei i rappresentanti del Real Mantovano. Eccoli i ragazzi che arrivano nel cerchio in centrocampo. Ringraziamo e ci complimentiamo con voi per il traguardo raggiunto in questa stagione sportiva. Bravi ragazzi, vi meritate davvero tutti gli elogi del nostro pubblico. La premiazione che viene adesso effettuata con Michele Di Giambattista, che consegna la coppa di vincitori del torneo del girone A per il Real Mantovano. Chiamiamo adesso il Velo Calcio a 5, vincitore del girone B. Il Velo Calcio a 5 che viene atteso anche in questo caso al centro del campo. Bravi ragazzi, congratulazioni per la vittoria del vostro girone.
premiazione che avviene in questo momento con la foto di rito ovviamente che immortala questi momenti bellissimi. Era il momento della Vicenza Calcio a 5, vincitore del girone C della categoria Endas. Attendiamo ovviamente il Vicenza, che ha fatto parte anche del torneo della Final Four di quest'oggi, ed eccolo arrivare il Vicenza Calcio a 5. Bravi ragazzi, complimenti per il successo nel girone C, per lo splendido campionato che avete fatto. 51 punti e 102 gol fatti per il Vicenza Calcio a 5, uscito sconfitto quest'oggi ma vittorioso sul campo nella sua regular season. Ed ora è il momento di premiare i campioni di questa giornata sportiva, iniziando ovviamente dalla terza classificata, il Velo Calcio a 5. Chiamiamo la formazione del Velo a rapporto per ricevere la coppa e la medaglia di bronzo per questa competizione. Bravi ragazzi, vi portate a casa anche questa coppa, davvero una giornata memorabile per voi. Foto di rito per il Velo Calcio a 5, che lascia in questo momento il campo tra gli applausi. Ora è il momento della seconda classificata, il Real San Piero, che ha appena perso la sua finale tra gli applausi dopo un'ottima prestazione. Chiamiamo ovviamente il Real San Piero in campo insieme a tutto il suo pubblico, che ringraziamo per essere accorso qui al palazzetto dello sport di Montecchio Maggiore. Medaglia d'argento per tutti i protagonisti del Real San Piero. Saluto tra gli applausi qui alla Pala Collodi. Premia ovviamente Michele Di Giambattista con medaglie e coppa dei secondi classificati. Arriva in questo momento la coppa dei secondi classificati per il Real San Piero, che viene alzata dal suo capitano, viene alzata ovviamente dal suo capitano. Ecco la consegna della coppa da parte di Michele Di Giambattista, che appunto incorona il Real San Piero come seconda classificata di questo torneo. Bravi ragazzi, complimenti e ancora una grazie per esserci stati quest'oggi. Chiamiamo ora in campo la squadra prima classificata, la campionessa di questa Final Four, ovviamente il Trissino Calcio a 5, che si è aggiudicato la Final Four della categoria Endas provinciale. Tanti complimenti
a questa splendida formazione che viene ora premiata da Michele Di Giambattista e viene celebrata da tutto il pubblico delle Palacollodi. Tanti complimenti a questi ragazzi che hanno disputato una Final Four davvero memorabile. Ed ora il momento della consegna della Coppa. Ed ora il momento della consegna della Coppa, che verrà consegnata appunto da Michele Di Giambattista al capitano del Futsal Trissino, a Marco Cenzato, che viene chiamato ovviamente a raccogliere l'ambito trofeo che verrà alzato nelle cielo di Montecchio Maggiore. Ed ecco il momento tanto atteso, il Futsal Trissino vince la Final Four della categoria provinciale della Comitato Endas. Ancora tanti complimenti a questi ragazzi e una buona serata a tutti. Grande futsal, direi che con queste immagini ci possiamo anche congedare dopo un triplice collegamento di giornata che davvero ci ha provato sino all'ultimo, ma che ci ha al contempo emozionato almeno altrettanto. È stato davvero un onore raccontarvi le emozioni che sono appunto scaturite quest'oggi alle Palacollodi grazie a queste splendide squadre che appunto hanno dato tanto spettacolo. Un ringraziamento a Michele Di Giambattista per l'organizzazione dell'evento, un sentito e caloroso ringraziamento anche ad Andrea Di Giambattista alla regia, a Matteo Baldo alle riprese. Qui da Montecchio Maggiore, dalle Palacollodi, da Marco Marra è tutto. Un saluto, alla prossima e buon futsal a tutti.